Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie che provengono dalla nostra regione, i collegamenti dalle nostre redazioni nelle 7 province del Veneto. Partiamo con quella di Venezia, andiamo a San Donà di Piave perché sono a una svolta le indagini per l'incendio doloso in un negozio nel pieno centro della città. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci riferiamo ovviamente all'episodio avvenuto lo scorso 21 giugno di cui abbiamo parlato anche più volte nel corso dei nostri telegiornali, in cui appunto era stata fatta esplodere, ora vediamo che è tutto chiuso, ma il distributore di bevande all'interno di questo esercizio commerciale. Ebbene, i carabinieri di San Donà di Piave hanno denunciato in stato di libertà un giovane che all'epoca, cioè lo scorso 21 giugno, era ancora minorenne, per incendio doloso e porto di esplosivi in luogo pubblico. Ad aiutare i militari dell'Arma nell'attività investigativa è stata proprio la visualizzazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che ha permesso di identificare appunto il presunto responsabile dei fatti. Qui insieme a noi c'è il presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Grazie per essere venuto qui in nostra compagnia. Quello di cui parlavamo proprio poco fa, il fatto che ci sia un disagio sempre più evidente tra i giovani a San Donà, però come diffuso ovviamente lo vediamo tutti i giorni anche in tante altre province del nostro territorio. Sì, grazie, buongiorno a tutti quanti. Allora sì, purtroppo il disagio giovanile è una cosa che sta prendendo tutte le nostre comunità, le nostre città. Mestre ormai è una situazione forse anche un po' più di un disagio giovanile. Qui a San Donà di Piave per fortuna ancora la situazione è abbastanza tranquilla, se non per certe situazioni tipo questa che abbiamo purtroppo alle nostre spalle, di un ragazzo tra l'altro italiano, sembrerebbe, che ha fatto tutto da solo e grazie alle nostre telecamere di videosorveglianza e chiaramente grazie al lavoro fatto di investigazione dei carabinieri comandati dal capitano Zagaria della caserma di San Donà di Piave e grazie anche alla collaborazione della polizia locale con le nostre telecamere siamo riusciti subito sono riusciti loro a individuare immediatamente per dare fine a questa storia. Adesso chiaramente faranno quello che dovranno fare con gli atti giudiziari per portare a termine questa situazione. Certo che bisogna sempre stare prestare attenzione, ma soprattutto a questi ragazzi che probabilmente non è sempre delinquenza, ma appunto è un disagio giovanile, quindi bisogna lavorare molto anche con attività sociali per cercare di dare un qualcosa da fare a questi ragazzi, impegnarli come sport, attività culturali che San Donà di Piave in questo momento con l'assessorato allo sport, l'assessorato ai servizi sociali stiamo cercando molto di coinvolgerli proprio perché vogliamo evitare che queste cose possano ripetersi e succedere ancora. Presidente, quello che fa specie in particolare è che questo ragazzo fondamentalmente abbia agito da solo. Sì, esatto. Probabilmente, adesso io lo dico così, ma chiaramente non ho nessun elemento per dire questa cosa, ma è magari un passatempo, una voglia di fare un qualcosa, perché magari vogliono emozioni nuove, ecco perché magari bisogna stare attenti a questa cosa, perché vediamo che cercano sempre dei nuovi stimoli. Magari delle gare, in questo caso non penso, ma c'è situazioni in cui fanno gare tra di loro, situazioni che portano veramente anche a situazioni pericolose per loro stessi, perché anche qui il ragazzo ha rischiato veramente grosso perché è rimasto dentro durante l'esplosione e si è visto poi dalle telecamere che insomma è uscito col botto, quindi poteva anche veramente finire in una situazione molto più tragica per lui. Per fortuna questo non è avvenuto. Tra l'altro noi sappiamo che San Donà in particolare è fornitissima per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza, quindi è anche difficile farla franca. Esatto, praticamente San Donà di Piave, adesso non le so dire il numero esatto perché magari l'assessore di sicurezza era più competente di me in merito a questo, però San Donà praticamente è videosorveglianza dappertutto, non c'è più un angolo della città dove non sia controllato. Questo non perché vogliamo fare una città di repressione, proprio perché le telecamere servono per queste cose, ma servono anche per il traffico e per altre situazioni. Quindi chiaramente è molto difficile poi farla franca e venire fuori da queste situazioni. Spero che magari anche questa intervista possa far sì che chi sente capisca che queste situazioni non possono essere fatte tranquillamente, perché si pagano. Mi dispiace perché sono ragazzi giovani, ma dobbiamo far sì che queste cose non devono succedere più. Fondamentalmente è un appello per dire non si scampa.
Assolutamente no, non si scappa perché la sicurezza è fondamentale per noi come amministrazione, per questa città. Cioè noi dobbiamo cercare di essere sempre presenti con le telecamere, con la nostra polizia locale, chiaramente con i carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia stradale, perché stando là per fortuna abbiamo tutti i corpi delle forze dell'ordine che ci danno una mano e tutti assieme bisogna cercare di reprimere sia la parte un po' più pericolosa ma anche queste situazioni che dobbiamo sistemare per questi ragazzi, perché onestamente vedere ragazzi giovani che si buttano via tante volte per queste cose è un peccato. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave. Io restituisco la linea allo studio. E grazie a Ilaria Marchiori in collegamento in diretta da San Donà di Piave. Noi proseguiamo con la cronaca. Auto travolge monopattino, 31enne sbalzato nel fossato, è gravissimo. L'incidente è avvenuto alle 23 a Colle Umberto, siamo in provincia di Treviso, dove un 24enne del posto in una via priva di illuminazione si è scontrato con un 31enne straniero di Ponte nelle Alpi sul monopattino. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto si è precipitato l'elicottero notturno di Treviso Emergenza che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cafoncello, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto. Ed ora parliamo del tragico incidente di mercoledì a San Martino di Lupari, quindi nell'Alta Padovana. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del 45enne finito con la sua moto contro un trattore. Un malore o forse un errore di guida. Restano aperti molti dubbi sulla tragica morte di Morgan Navuzzi, 45 anni, di Campo San Martino, finito con la sua moto contro la ruota di un trattore lungo la strada provinciale 39 a San Martino di Lupari mercoledì scorso. A chiarire i dubbi sarà l'autopsia. Il PM Marco Brusegan, che coordina le indagini, affiderà l'incarico nella giornata di martedì. Un conducente esperto, un uomo in buona salute, Morgan Navuzzi, che mercoledì mattina stava andando al lavoro in un'azienda di Campagnalta lungo una strada che percorreva da 18 anni. Nel registro degli indagati come atto dovuto è stato nel frattempo iscritto per l'ipotesi di reato di omicidio stradale colposo l'uomo alla guida del trattore che ha tentato un'inutile frenata. Solo dopo l'autopsia sarà possibile stabilire la data dei funerali. A Spresiano invece un ciclista è andato senza, un uomo ha investito un ciclista e se n'è andato senza soccorrerla. Le testimonianze di chi era presente sul posto e i lettori di targa hanno permesso di rintracciare un 48enne e denunciarlo. Ha urtato con il furgone la bicicletta di una ragazza di 24 anni che è finita rovinosamente a terra. Invece di fermarsi a soccorrerla, ha proseguito la sua corsa, ma i carabinieri non hanno impiegato molto tempo a rintracciare il conducente del veicolo, denunciandolo a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso. L'episodio in serata in via Carducci a Spresiano, erano circa le 22 quando si è verificato l'incidente, in seguito al quale la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Treviso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena, che si sono rivelate fondamentali per risalire all'automobilista insieme alle telecamere di videosorveglianza e ai lettori targa della zona. Tanto che l'uomo alla guida del furgoncino Fiat, un 48enne residente in provincia di Treviso, è stato rintracciato e segnalato all'autorità giudiziaria. Domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Conegliano i funerali di Bruno Rossi, imprenditore di 57 anni di San Pietro di Feletto, morto mentre si trovava in vacanza in Sardegna nella spiaggia di San Teodoro. L'uomo era entrato in acqua per fare il bagno quando è stato colto da un malore forse provocato dal caldo e dall'afa. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie dell'imprenditore, molto conosciuto anche a Conegliano dove era stato membro del CAI, era infatti un grande appassionato di montagna, lascia 2 figli. Dove continua a fare davvero molto caldo. Ieri è stato il primo giorno di applicazione dell'ordinanza regionale sullo stop ai cantieri nelle ore per l'appunto in cui le temperature sono più elevate. Imprese che si sono adattate e impresari che approvano il provvedimento ma chiedono di modificare i regolamenti comunali sugli orari di inizio lavori. Vediamo. Ci siamo organizzati interni, per fortuna che c'è possibilità anche interno, però il problema sono i rumori, ma i lavori si può andare avanti lo stesso, andando certe ore esterno e certe ore interno. L'ordinanza regionale su caldo estremo e cantieri vista da chi fa impresa edile.
Nel primo giorno di applicazione, dalle 12 e fino alle 16, impalcature esterne vuote e operai al riparo dalle alte temperature, ma, secondo gli addetti del settore, inevitabilmente i cantieri fermi comporteranno ritardi nelle chiusure lavori. E se nel contratto ci sono delle penali, gli impresari si chiedono chi le pagherà. Speriamo che i clienti capiscono che questo problema non abbiamo voluto noi, ma è capitato l'anno che è più caldo degli altri anni. Meglio se all'ordinanza regionale si abbinasse anche la deroga agli orari dei regolamenti comunali. Il problema è più grande dei regolamenti comunali, perché possiamo cominciare un po' prima, magari lavorando fino a mezzogiorno e mezzo l'una, dopo andare a casa. Però non possiamo fare rumori, non possiamo andare a certi posti prima delle 8 e mezza, così quello è un po' più problema, credo, che dal caldo. Una soluzione che presto potrebbe essere discussa in Consiglio Comunale. Premesso che gli operai vanno sempre tutelati e che gli stessi imprenditori hanno l'interesse a tutelare i dipendenti, perché trovare manovalanza qualificata, formarla all'interno di un cantiere non è una cosa semplice, sono investimenti importanti che fa un imprenditore. E questo è un piccolo lockdown che succede, come è avvenuto allora che c'è stato un blocco dei lavori e le imprese sono state tutelate. Qui si deve trovare la formula per tutelare le imprese. In attesa che la politica corregga il tiro, come sempre l'impresa si adatta, ma non ferma l'attività per non pesare sugli ammortizzatori sociali. Il problema c'è, non è che loro abbiamo altre alternative, se no usiamo tutti a cassa edile, ma non è giusto perché il lavoro c'è, non possiamo lavorare interno in qualche modo. E allora la domanda che si pongono tutti: quanto durerà ancora questo caldo e che cosa succederà dopo? Perché quando le temperature sono così elevate si è a rischio di fenomeni estremi. Allora noi ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato a Treviso, che è in compagnia di Giancarlo Iannicelli. Buongiorno Lucio e buongiorno anche a Giancarlo. Buongiorno, ti stiamo sentendo e quindi già ti risponde il generale. Sì, giustamente ricordava quando c'è tanto caldo, ecco che iniziano i problemi. Quando il caldo è così forte, perché caldo vuol dire energia sospesa nei bassi strati. Non succede niente se non il fastidio forte, come sta succedendo da qualche giorno. Se non c'è, se non arriva qualche variazione, e intendiamo qualche impulso di aria un po' più fresca, un po' più fredda da nord, ma basta un po' più fredda, quindi si genera il contrasto tra due masse d'aria aventi caratteristiche diverse. Questo avviene naturalmente un po' sulla pianura più prossima, generalmente più prossima ai rilievi, ma con questa situazione avviene un po' su tutta la pianura, perché ripeto, l'accumulo di energia è talmente forte. Quindi cosa succede? Chiedeva giustamente. Il caldo rimane, diciamo subito, nel senso che potremo avere dei temporali, li avremo nella giornata di domenica, inizierà da sabato notte in modo così isolato. Poi da domenica pomeriggio avremo dei temporali. Naturalmente i temporali più sono intensi, i rovesci più sono forti e più sono limitati, quindi sono a macchia veramente di leopardo. E poi domenica, ripeto, domenica pomeriggio, e poi lunedì in parte avremo ancora questa situazione. Poi si calmerà di nuovo perché la pressione comunque è alta, però c'è l'azione per il caldo molto attiva. Ecco, l'anticiclone africano, che una volta era abbastanza assente, negli ultimi anni è presente, è diventato padrone della scena nell'estate, e questo sta provocando questi parametri diversi, queste temperature che sono quasi inumane. Quindi dicevamo, scala un po' la temperatura domenica, lunedì. Ma di quanto? Ecco, cala 7-8 gradi, ma cosa vuol dire? Che comunque è intorno ai 30 gradi. È perché siamo a 38 oggi qua. 37, 38, quindi intorno ai 30, 29, 30 gradi. Le minime calano, e questo è importante perché scendendo al di sotto dei 20 gradi, questo da lunedì, vuol dire che non ci sono le notti tropicali, perché ricordiamo che il caldo è fastidioso, molto fastidioso anche di notte quando si cerca di dormire, quindi dovremmo avere una pausa e quindi anche una notte più vivibile. Cosa succederà però? Dicevamo che l'anticiclone africano rimane molto attivo, quindi nella successiva settimana, quindi da lunedì avremo una settimana tutto sommato. Quindi dal 14 luglio? Dal 14 luglio, quindi la prossima, avremo di nuovo la presenza dell'anticiclone azzurro, dell'anticiclone africano. Tanto caldo, prevediamo in pianura
ripeto, in pianura, e intorno le temperature si avvicineranno localmente anche ai 40 gradi. Io ricordo, e questo anche rientra al discorso che facevate prima giustamente del lavoro, perché per convenzione internazionale quando diciamo 39, 40 gradi sono i 40 gradi all'ombra rilevati in capannina. Io ricordo sempre questo perché poi chi lavora e è con la testa, con il capo al sole, non deve sopportare 40, ne deve sopportare 60. Ecco la differenza. Cioè uno che più di 60. Uno che è in cantiere e sta con la testa al sole deve sopportare, diciamo, il corpo e soprattutto naturalmente sopporta il capo, perché se sta al sole sopporta oltre 60 gradi, e quindi vedete come è chiaro che poi vengono i malori. Vengono i malori, sì, se c'è l'età, c'è una diciamo situazione fisica perfetta, ecco che la temperatura è talmente alta. Guardate che c'è da dire che noi parliamo di bel tempo, di sole, ma dal punto di vista della salute il caldo crea veramente problemi dai capelli ai piedi, ha dei riflessi negativi con il caldo forte e che perdura, veramente forti. Tornando quindi, ricapitolando le previsioni, allora noi dobbiamo aspettarci un'intensificazione del maltempo già da sabato pomeriggio, con il momento peggiore domenica pomeriggio e lì ci dobbiamo aspettare la grandine di Maser. Ci potrà essere, però ripeto, non è che cambia la situazione, perché magari il rovescio dura poco e poi torna la situazione, anzi le piogge, però i danni rimarranno. Speriamo di no, perché ripeto, è sempre difficile. Ecco importante il monitoraggio, perché poi questa situazione si segue nel momento, ecco, poche ore prima che avvenga. Ecco, la situazione in generale, gli elementi ci sono, però ripeto, con questi cambiamenti climatici che ci sono, oggettivamente ci sono, bisogna fare i conti. Quindi sì, noi potremmo cercare di cambiarli, che sarà difficilissimo nonostante nuovi atteggiamenti, nuovi modelli di vita, però dovremmo imparare a convivere con questa situazione, affinché poi ci siano meno danni possibili dal punto fisico e dal punto anche materiale. Ecco, quindi dicevamo domenica il momento peggiore, lunedì migliorerà qualcosa, poi c'è ancora possibilità. Poi tutta la settimana bel tempo, poi bello, e poi di nuovo il caldo. Ma super caldo, perché 40 gradi. Caldo di nuovo, ecco, vuol dire, questa è una notizia al di là dei temporali non bella, perché permarrà il caldo che veramente. Ma il punto di innesco è nella pedemontana, quindi ad esempio non so, nella zona del Bassanese sarà un punto di innesco. Ma come sappiamo cioè col fresco che viene giù dalla Valsugana, sì, nel Catino, ma in generale un po' su tutta la pedemontana, perché la pianura padana è un catino, no? Nel senso proprio un vero catino, in cui se facciamo un esempio, butti dell'acqua, rimane così, il caldo rimane l'umido, si accumula, l'aria staziona, e con il passare del tempo d'estate aumenta la temperatura e l'umidità, e d'inverno aumenta la possibilità con l'umidità delle nebbie, ecco perché. Ma questa è una situazione di tranquillità fastidiosa d'estate, se non c'è l'elemento scatenante che è l'impulso di aria più fresca da nord, e questo crea due masse d'aria che si scontrano, e quando due masse d'aria si scontrano succede veramente il finimondo. Ecco, appunto, parlando di finimondo, dobbiamo stare attenti anche ai venti, ci saranno venti importanti? Ma certo, quando c'è lo scontro di masse d'aria c'è anche vento forte, anzi è un elemento anche distruttivo, quindi bisogna stare attenti. Non vorrei ricordare, per carità, non è il caso, ma Vaia è stato il vento, più che la pioggia è stato il vento innescato proprio da questi fenomeni, da questa situazione, anche se fuori stagione, ripeto, non fenomeni così forti. Ricordo 16 milioni di alberi abbattuti, e fortunatamente, proprio essendo preparati grazie alla protezione civile che aveva avvertito, grazie alle previsioni, diciamo, i danni almeno umani sono stati minimi, anche se sempre importanti. Insomma, dovremmo stare attenti anche alle eventuali allerte che verranno emanate dalla protezione civile, ma soprattutto a stare attenti come andranno i per le prossime ore. Pure adesso io sento di studi importanti per le Dolomiti. Guardate che è tutto naturale, qualcuno dice non bisogna andare più sulle montagne.
montagne, no, è la montagna, la natura, diciamo naturalmente cerca un nuovo equilibrio. Non c'è bisogno di grossi studi, con questi aumenti delle temperature il ghiaccio che è dove era stato per centinaia, migliaia di anni, si sta sciogliendo, diventa acqua, l'acqua si insinua, è sotto la roccia e lì comincia a spingere, comincia a staccare diciamo uno strato di roccia, di terra, e quindi crolla, scende giù, ma la montagna riassume un nuovo profilo. E quindi noi dobbiamo in realtà prendere atto di questa cosa e adattarci a nostra volta. Quindi non fa niente di strano delle montagne, che sembra la montagna come tutta la natura, in modo più evidente naturalmente quell'espressione forte come può essere la montagna, si ritrova nuovi equilibri, quindi diciamo certi profili cambiano e purtroppo stiamo assistendo a dei riassestamenti dei profili di certe montagne forti nel Cadore, ma anche insomma un po' su tutte le Dolomiti. Grazie a Giancarlo Iannicelli, se non hai domande a te la linea. Grazie, è stato chiarissimo, grazie a Lucio Zanato e a Giancarlo Iannicelli. Dunque dovremmo insomma armarci un po' di pazienza visto quello che ci attende nei prossimi giorni. Continuiamo a parlare dell'emergenza caldo di queste giornate che costringe i comuni a fare i conti con un possibile slittamento del termine dei lavori dei cantieri con la nuova ordinanza regionale. Il comune di Villanova di Campo San Piero ha inviato ieri una lettera al Ministero per scrivere che cosa? Ce lo racconta adesso Chiara Gaiani, che con Federico Cibotto è in compagnia del vice sindaco di Villanova di Campo San Piero. Buongiorno Chiara. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, siamo con Cristian Bottaro, vice sindaco di Villanova di Campo San Piero. Alle nostre spalle il cantiere per la realizzazione della mensa della scuola primaria del capoluogo. Il grande caldo di questi giorni vi ha spinto a scrivere una lettera al ministro degli interni per capire se è possibile sospendere i lavori e anche possibile eventualmente tardare sulla data di fine lavori, che sappiamo è dirimente per quanto riguarda i fondi. Questo tra l'altro è un cantiere finanziato dal PNRR. Sì. Porto i saluti del sindaco ai telespettatori, oltre che quelli miei personali ovviamente. Sono giorni che ci hanno imposto una serie di riflessioni importanti, perché è chiaro che l'ondata di caldo che stiamo vivendo è assolutamente eccezionale e impegnativa. Da questo punto di vista quindi abbiamo fatto una ricognizione dei cantieri, delle urgenze, e sono emersi questi due, quindi la mensa, l'edificazione della nuova mensa scolastica della scuola del capoluogo, la scuola primaria del capoluogo, e la messa in sicurezza idrogeologica con la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Piovega Nord. È evidente che l'amministrazione comunale e i cittadini desiderano avere le loro opere quanto prima, ma la salute dei lavoratori è altresì importante, è parimenti importante, e qualche appunto riflessione abbiamo dovuto farla. Sulla base di questa scorta, guardando il cronoprogramma, abbiamo visto che ci sono delle scadenze ufficiali che devono essere rispettate per l'ottenimento dei fondi che nessun comune, tantomeno una realtà come quella nostra di Villanova di Campo San Piero, può permettersi di perdere, e conseguentemente abbiamo scritto al Ministero affinché ci venga data la possibilità di prevedere qualche sospensione in base alle temperature che si stanno replicando in questi giorni. Ecco, la preoccupazione per questo cantiere in realtà è limitata, ma vi dico insomma anche che è stato il sindaco che avevamo sentito a suggerirci di venire qua perché c'è anche un po' d'ombra, quindi ha pensato anche alla nostra di salute. La preoccupazione invece è per la realizzazione della pista ciclabile. Siamo in una zona in cui insomma c'è molto asfalto, tra l'altro la strada è trafficata, lì avete più di qualche perplessità. Sì, per quanto riguarda questo cantiere, grazie all'ombra riusciamo a organizzare meglio i lavori, perché al di là anche della scadenza fissata dal Ministero c'è la scadenza dell'anno scolastico che a settembre parte, la fine dei lavori in questo caso è prevista a marzo, e vogliamo assolutamente rendere i meno disagi possibili per la didattica. Per quanto riguarda via Piovega Nord, lì il discorso è un po' più complesso, perché la gente lavora proprio sotto il sole a picco, in campagna, vicino alla strada, e quindi con l'asfalto che genera ulteriore calore,
qualche preoccupazione in più dobbiamo averla e qualche accortezza in più per chi lavora dobbiamo farla. Il lavoro è un'attività nobilissima, come ha detto anche il nostro sindaco, condivido assolutamente, ma deve essere svolto in condizioni di piena salute. Ecco, la lettera è partita ieri, quando potreste avere una risposta? Che tipo di tempi vi aspettate? È una domanda troppo difficile da pormi, il Ministero ha tante cose da fare, immagino, spero ci risponda quanto prima, perché questa è una domanda che necessita di una risposta in tempi brevi. E penso che con Villanova di Campo San Piero ci siano altri comuni e altri enti che sono nella stessa, tra virgolette, barca e sotto il sole. Come noi in questo momento ringrazio Cristian Bottaro, vice sindaco di Villanova di Campo San Piero, e il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Ti restituisco la linea, Filippo. E grazie anche a Chiara Gaiani in diretta da Villanova di Campo San Piero. Ci spostiamo di poco, andiamo al capoluogo, a Padova, per vedere com'è andata la prima giornata di ordinanza regionale che impone lo stop ai cantieri nelle ore più calde. A Padova ci sono parecchi cantieri per la realizzazione di 2 linee del tram. Allora andiamo a vedere com'è andata. Cantiere del tram di via Giustiniani, mancano pochi minuti alle 12:30 e da oggi i cantieri a quest'ora si fermano. Vediamo com'è andata la giornata. Prima giornata, diciamo, con questa nuova normativa è abbastanza impegnativa, però lo preferisco così sinceramente. Oggi abbiamo iniziato qua a lavorare a Padova alle 5, proprio perché così almeno riusciamo a fare le 8 ore ordinarie. Francesco spegne il potente macchinario per stendere l'asfalto. Il suo turno di lavoro è finito. Per effetto dell'ordinanza regionale che tutela i lavoratori nei cantieri stradali esposti al sole nelle ore bollenti della giornata, gli operai hanno iniziato a lavorare prima e si fermano alle 12:30 senza rientrare dopo la pausa pranzo. A Padova, città costellata di cantieri per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram, ruspe, scavatori e macchinari si spengono, mentre la colonnina di mercurio supera ancora i 30 gradi. Gli operai impegnati nei lavori della linea SIR3 in via Fallopio approvano questo cambiamento. Bellissimo lavoro, caldo un po', però a posto. Meglio oggi rispetto a ieri? Perché oggi ho iniziato a lavorare dalle 5 fino alle 1. Prima lavoro dalle 7 fino alle 5. Come adesso meglio di prima. A che ora avete iniziato stamattina? Abbiamo cominciato. E come vi trovate con questo nuovo turno? Lavori meglio perché è più fresco. Dopo, vabbè, alle 2 smettiamo, l'1, 2. Quindi adesso voi finite, state finendo. Mettiamo in sicurezza il cantiere e dopo andiamo via. Quelli appena passati sono stati giorni difficili per le condizioni estreme, il sole cocente, poca ombra, abbigliamento tecnico spesso pesante. Già dalle 11, già a quest'ora qua inizia a essere un po' insopportabile, però quando torni dopo pranzo è bruttissimo, insomma no, è infattibile, preferisco molto di più così. I cantieri del tram estivi sono cruciali per la realizzazione dell'opera in tempo, come prevede il cronoprogramma imposto dal PNRR. È possibile che in alcuni punti vengano effettuati lavori anche nelle ore notturne, sempre per consentire una maggiore tutela degli operai. E ci sono le reazioni anche per quello che riguarda i sindacati a questo nuovo provvedimento. Per esempio la CISL di Vicenza ha commentato con soddisfazione l'ordinanza della Regione Veneto. Ascoltiamo. Stop all'attività lavorativa nelle ore calde, nei cantieri edili, nelle cave, nel settore agricolo. Adottata anche in Veneto l'ordinanza che, con le dovute specifiche, prevede lo stop dalle 12:30 alle 16 per alcune categorie più esposte al sole e alle attività fisiche, con efficacia dal 3 luglio al 31 agosto. Provvedimento di cui avevano sollecitato l'applicazione i sindacati. Ben venga l'ordinanza fatta anche dalla Regione Veneto, che insieme alla Regione Lombardia e ad altre regioni ha preso atto di questo nuovo problema. Una presa di coscienza del fatto che non solo sia in evoluzione il mondo del lavoro, ma che anche le condizioni di lavoro stiano cambiando, con ondate di caldo che possono creare malori e situazioni di pericolo per alcune categorie di lavoratori. Tema che secondo la CISL vicentina deve essere affrontato in prospettiva futura per evitare di dover agire in emergenza. Riteniamo necessario fare degli incontri con le nostre controparti per stabilire, laddove ci sono gravi difficoltà, nuovi orari di lavoro, nuove condizioni di lavoro che garantiscano certo la produttività dell'impresa ma anche la salute dei lavoratori. E allora voltiamo pagina, parliamo di politica, perché un anno fa veniva nominata la giunta comunale di Bassano del Grappa e il sindaco Nicola Finco ha tracciato un bilancio di questi primi 12 mesi di mandato.
È stato un anno bello intenso, ma insomma abbiamo anche messo le basi per la città del futuro. Abbiamo avviato i lavori per la realizzazione del nuovo sportello di Veneto Lavoro, un investimento di più di 2 milioni di euro che andrà a riqualificare l'ex Palazzo Pretorio in via Vitorelli. Stiamo lavorando alla progettazione della nuova Canova, quindi una scuola del valore di 10 milioni di euro che verrà realizzata a sud di Bassano del Grappa. Siamo andati a Roma a battercassa, abbiamo portato a casa 6 milioni di euro per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia all'interno della Montegrappa, e i lavori partiranno, se tutto va per il verso giusto, ad aprile del prossimo anno, e poi tutta una serie di progettualità varie nei vari quartieri della nostra città. È condensato in una dozzina di pagine il bilancio di un anno di mandato della giunta di Nicola Finco. Tutti gli assessori gli fanno da corona durante la presentazione dei progetti avviati e da avviare nei diversi ambiti dell'amministrazione. La polizia locale da gennaio tornerà in gestione solo al Comune e non più all'Unione Montana. A breve nascerà il marchio turistico della città di Bassano. All'ex ospedale sarà aperto un nuovo front office unico per i cittadini. Al primo cittadino resta anche qualche rammarico. Mi devo anch'io scontrare con quelli che sono i tempi della burocrazia, quindi spesso sento i cittadini che vorrebbero tante cose realizzate l'oggi per il domani. Purtroppo i tempi sono lunghi, il pubblico non è come il privato. Un altro elemento che mi scuso con i cittadini è che tantissimi mi chiedono appuntamenti, non riesco a ricevere tutti, però il mio impegno è un po' alla volta di poter dare una risposta alle tante richieste che arrivano dalle varie realtà cittadine. I cantieri rappresentano la parte visibile dell'attività amministrativa, ma ci sono anche i progetti da troppo tempo fermi, come il piano Mar. È una trattativa delicata che stiamo affrontando io e l'assessore Zonta, ovviamente con la società Namiria. La volontà è quella di trovare una conclusione, chiudere quanto prima questa partita che va avanti da più di 30 anni. Ovviamente a noi interessa la parte pubblica, quindi l'interesse pubblico, ma spero nel giro di qualche mese di poter portare un provvedimento in Consiglio Comunale, di confrontarmi con il resto del Consiglio su questo importante argomento. Una notizia appena arrivata in redazione: a Sandrigo c'è stato un infortunio sul lavoro nella mattinata all'interno di un'azienda, la Archimetal Design, specializzata in carpenteria metallica. Un operaio è rimasto ferito in seguito alla caduta di un macchinario, riportando alcuni traumi da schiacciamento. A chiamare i soccorsi i colleghi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del SUEM 118 che hanno proceduto al recupero del ferito, che è stato trasportato all'ospedale di Vicenza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Allertati anche i carabinieri e il personale dello Spisal per la ricostruzione dell'incidente. Noi adesso da Bassano del Grappa ci trasferiamo ad Arcade, perché c'è stato uno spettacolo che ha fatto un pochino discutere. Vedo che Francesca Bozza è in compagnia proprio del sindaco di Arcade. Le cedo immediatamente la linea per raccontarci cosa è successo. A te, Francesca. Grazie Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, alle nostre spalle il campo sportivo che sta inquadrando Nicoletta Rizzetto, che ospita la 14ª edizione di Musica Libera Tutti, questo evento che porta in scena musica, spettacoli di cabaret, di satira, ed è stato proprio uno spettacolo di satira a suscitare l'indignazione da parte di alcuni cittadini presenti, che hanno poi portato le proprie considerazioni al sindaco Domenico Presti, che ha preso posizione anche con un post su Facebook. Diciamo subito che abbiamo raggiunto sia gli organizzatori del festival, sia gli artisti, uno degli artisti della compagnia che si è esibita proprio qui, e ci hanno spiegato la loro posizione, che poi riporteremo questa sera nei nostri telegiornali. Loro parlano di una forma d'arte che sta venendo avanti, che prevede proprio una satira anche con delle frasi un po' spinte, anche volgari, ma si tratta pur sempre di una forma d'arte. Hanno voluto poi specificare, visto che, ce lo dirà anche il sindaco, c'erano delle famiglie presenti, che non era stata allestita l'area giochi che invece si sta allestendo per le prossime serate, proprio perché era una serata per un determinato tipo di pubblico adulto e quindi non rivolto alle famiglie, e che comunque chiunque si fosse sentito in qualche modo offeso o comunque avesse trovato lo spettacolo non adatto poteva liberamente lasciare lo spazio e allontanarsi. Questo è in modo molto semplice, molto sintetico, poi questa sera saremo più precisi, la posizione e degli organizzatori e degli artisti. Sindaco, però questo vi ha fatto male.
Beh, ha fatto male alla comunità questo. Voglio precisare che questo evento nasce 15 anni fa con la mia prima amministrazione, quindi la pluralità di idee e di espressione per me è importante, quindi io ho permesso ai ragazzi di questo gruppo che si chiama J-Tomo di mettere in piedi questa manifestazione e l'ho sempre appunto patrocinata. Anche quest'anno abbiamo patrocinato. Non mi risulta che ci fosse una comunicazione che diceva che poteva accedere solo un pubblico adulto allo spettacolo dell'altra sera, non mi risultava, io pensavo che fosse musica, che ci fosse appunto comunque uno spettacolo di nuova arte che per me è un toppiloquio. Ieri sera abbiamo convocato in giunta il presidente con il quale volevo fare una chiacchierata con tranquillità e mi sono trovato invece davanti una posizione dove questo qui è venuto dentro con il telefono aperto, quindi a nostra insaputa ci è registrati e si è accorta una dei miei assessori e volevo solo dire a lui che mi rincresceva quello che è accaduto e che in futuro per me non doveva più accadere. Questa forma d'arte ho anche detto che secondo me andrebbe fatta all'interno di strutture chiuse dove chi è come pubblico che accede sa che cosa va a vedere. Io non sono contrario che questo accada in un luogo aperto al pubblico, un luogo pubblico che noi abbiamo messo a loro disposizione, che noi abbiamo patrocinato questo evento e ogni anno abbiamo anche dato anche dei contributi perché venisse realizzato. Sentirmi dire delle famiglie che le ragazzine e ragazzini, sentire delle frasi volgari, spinte sessualmente, che sono rimaste un po' basite, un po' inorriditi, capite bene insomma che è stato comunque per me una pugnalata. E presenti c'erano anche alcuni miei assessori perché una delle loro figlie appunto ha chiamato dicendo quello che stava accadendo, quindi sono venuti qui a sentire ed ascoltare proprio di persona. Ieri sera volevamo appunto chiarire questa cosa, in realtà siamo trovati davanti a un muro e anche un atteggiamento un po' supponente, un po' quasi arrogante da parte del Presidente che mi ha lasciato alquanto incredulo e basito a me e a tutta la Giunta. Per l'anno prossimo pensa di rivedere la possibilità di patrocinare l'evento, magari chiederà in anticipo il cartellone degli artisti in scena? Ho chiesto lui appunto di avere la scaletta e mi ha detto che lui non sa mai quando gli ospiti che appunto lui porta non gli danno una scaletta, che questi appunto comunque portano un loro programma, ma lui non sa di che cosa si parlerà. Quindi mi riservo il prossimo anno di capire se è ancora il caso o meno di patrocinare un evento del genere in base a quello che mi presenteranno, perché ribadisco, non può essere detto alle famiglie che sono qui prendi, ti alzi e te ne vai via quando sono seduti con i loro figli davanti al palco. Nel momento in cui succede questo, credo comunque che sia una cosa comunque che non deve accadere. Se loro avessero preparato questo programma, l'avessero pubblicizzato e avessero scritto all'ingresso questa sera entrano solo i maggiorenni, potevano capirlo, nessuno forse si sarebbe indignato, ma fatto così ha lasciato comunque molta indignazione e molto disappunto nella popolazione e anche nell'amministrazione comunque comunale. Grazie al sindaco di Arcade Domenico Presti, insomma una situazione che continuerà a far discutere qui in paese con delle novità che ha detto il sindaco che potrebbero esserci per la prossima edizione. Da Arcade è tutto con Nicoletta Rizzetto, la linea può tornare a te Filippo. Grazie a Francesca Bozza e a Domenico Presti, sindaco di Arcade, naturalmente a Nicoletta Rizzetto che ha reso possibile questo collegamento dal punto di vista tecnico. Noi parliamo di frane in maltempo, l'abbiamo già fatto anche col generale Giancarlo Iannicelli, ma questa volta lo vediamo dalla prospettiva della provincia di Belluno, perché dove i temporali previsti tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana preoccupano e non poco. La statale 51 è meglio che rimanga interdetta al traffico, non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza degli automobilisti. Cancia, Croda Marcora, due frane che non fanno dormire sonni tranquilli né agli abitanti né a chi ne deve tutelare l'incolumità. Non ci sono state per fortuna vittime, a farne le spese è stata invece soprattutto la strada statale 51 di Alemagna, invasa da 4 metri di detriti, ora ripulita, ma ancora interrotta al traffico ordinario. La situazione è stata discussa presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno, presenti gli organi competenti e tutti i sindaci della Balboite. Si è deciso di mantenere sulla base delle attuali condizioni che non garantiscono la sicurezza nella transitabilità della strada, la chiusura della strada stessa per un periodo che è coincidente per circa 2 settimane. 2 settimane è il tempo necessario per reperire i sensori necessari, collocarli in tutti i punti critici o sospetti,
collegarli con gli allarmi e i sistemi semaforici che impediscano, in caso di nuovi rischi, l'accesso stradale alle auto. 2 settimane per fare degli interventi urgentissimi per mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio nel corpo frana, pluviometri, inclinometri e altri strumenti. Noi dobbiamo acquisire il tempo necessario per cui un inizio di movimento a monte ci consenta di arrivare a interrompere la circolazione prima che questo movimento che è iniziato, se dovesse poi concretizzarsi in una colata detritica, possa raggiungere la sede stradale. Le idee sono chiare, noi come provincia abbiamo messo in atto quello che potevamo fare. Ci vogliono alcuni giorni, alcune settimane, perché bisogna reperire il materiale, non è un materiale che reperisci sul mercato facilmente, però le idee sono chiare di come affrontare il monitoraggio e il sistema di allarme che dopo verrà passato all'ente competente che è ANAS. Gli allarmi serviranno ai residenti per rifugiarsi ai piani alti delle proprie abitazioni, mentre il traffico proveniente da valle verrebbe fermato già a Tai. L'obiettivo principale è ridurre le tempistiche, creare una sorta di automatismo che porti le persone a fermarsi direttamente a Tai senza poi avanzare verso la Val Boite per poi trovarsi davanti alla frana. Questo è quanto. E quindi lasciare passare soltanto quelli che devono comunque fermarsi prima della frana perché hanno un'attività, perché hanno una casa. Chiaro, sicuramente gli abitanti del posto, sì. E allora il primo weekend di luglio si annuncia di passione per la viabilità in montagna, chiusa per frana, come avete sentito, la 51 di Alemagna. Domenica passi chiusi per il passaggio della storica maratona delle Dolomiti. Noi ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, che si trovano con il questore di Belluno Roberto Della Rocca per tutti gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Filippo, sì, hai riassunto e riepilogato esattamente qual è lo stato delle cose. Nel servizio vi abbiamo raccontato quali sono le prospettive per la riapertura della 51 di Alemagna. Almeno 15 giorni ci vorranno e questo naturalmente ha sollevato l'ira dei lavoratori che devono muoversi quotidianamente per raggiungere il loro posto di lavoro e hanno chiesto, e lo stanno facendo da ieri con particolare insistenza, la possibilità di avere perlomeno una navetta 2 volte al giorno per superare quel luogo sulla 51, quella zona che in questo momento è interdetta alla circolazione ma che invece è aperta solo ed esclusivamente ai mezzi di soccorso. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma intanto domenica si prevedono ancora disagi perché in provincia di Belluno passerà la maratona delles Dolomites, che è questa manifestazione storica che ogni anno porta in provincia migliaia e migliaia, se ne attendono almeno 8.000 di ciclisti, cicloamatori che scorrazzeranno lungo i passi delle Dolomiti, e questo richiederà ancora un nuovo grande sforzo alle forze dell'ordine. Il questore di Belluno Roberto Della Rocca questa mattina ha annunciato e ha presentato il nuovo comandante della Polizia Stradale Alessandro Romano e ha già previsto l'organizzazione di questi servizi che saranno certamente impegnativi, vero? Assolutamente, siamo alla 38esima edizione, quindi si tratta di un evento di caratura internazionale ma già rodato. Noi siamo pronti a un massiccio intervento da parte nostra, oltre 60 fra poliziotti, carabinieri e finanzieri, grande ausilio dalle polizie locali, dall'ente organizzatore con l'intervento dell'ASA. E quindi la struttura di fatto c'è già da tempo. L'aggravio sta nel fatto che siamo impegnati in maniera anche importante nel gestire la viabilità e la sicurezza anche nella zona fra prima e dopo San Vito, perché ovviamente finché non si risolve la problematica di liberare l'accesso alla 51, ovviamente dobbiamo impegnarci di più. Sono fiducioso, stanno lavorando tutti alacremente per riportare una viabilità normale. Ovviamente qualche disagio ci sarà anche questo fine settimana, la manifestazione è assolutamente importante, dobbiamo cercare di avere un po' di pazienza ed avere anche un po' di positività.
medesima pazienza evidentemente, signor Questore, che lei chiede ai cittadini, sia quelli di San Vito che quelli di Cortina, ma comunque quelli che vivono e gravitano in Cadore e in Cadore lavorano. Pensate che per gli spostamenti sono richieste qualcosa come 5 ore al giorno per cercare di superare quel piccolo tratto di strada che in questo momento è interdetto. Quindi pazienza, pazienza e pazienza. Sì, io ovviamente la vedo dal mio punto di vista, in cui la sicurezza delle persone è il mood prevalente, cioè noi dobbiamo occuparci di quello che è la serenità, ripeto, la salute dell'intera cittadinanza, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Da là poi penso che la situazione sicuramente andrà a migliorare. Dobbiamo, come dicevi tu prima, incrociare le dita, soprattutto perché il maltempo in questo fine settimana mi sa che avverrà. Io devo ringraziare per la disponibilità il signor Questore di Belluno, Roberto Della Rocca, anche per averci dato qualche piccolo dettaglio rispetto a ciò che accadrà domenica. Naturalmente per domenica, ma già dalle prossime ore in provincia di Belluno è atteso l'arrivo di una o più perturbazioni che porteranno con molta probabilità temporali e per certi versi potrebbero essere anche violenti, accompagnati da vento e da grandine. Noi speriamo davvero che la situazione, nonostante tutto, resti tranquilla, resti serena per chi vive in Cadore. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi per questo collegamento in diretta da Belluno. Sono intervenute anche le squadre dell'antincendio boschivo regionale a Chioggia assieme ai vigili del fuoco per spegnere un incendio che ieri sera intorno alle 20 aveva interessato una vasta area di bosco in via Lungobrenta in località Isola Verde. Le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno interessato una superficie di circa 40.000 metri quadrati. Solo intorno alle 23 il rogo è stato spento. E fiamme nella notte anche in via Battaglia nel comune di Maserada sul Piave, a prendere fuoco un ricovero attrezzi adiacente ad un'abitazione. Immediato l'allarme e l'intervento intorno all'1 di notte dei vigili del fuoco provenienti dalla sede di Treviso. Grazie all'arrivo in pochi minuti dei pompieri è stato estinto l'incendio, scongiurando che si propagasse all'esterno e all'abitazione. Nell'immediatezza dell'evento non è stato possibile ancora accertarne la causa. Ed ora a Valdagno, dove il sindaco Zordana ha firmato un'ordinanza che vieta la balneazione lungo l'Agno, pericoloso per tuffi, gorghi e correnti. La tentazione di cercare refrigerio tuffandosi nelle acque di un torrente può rivelarsi fatale a causa di correnti e gorghi. Un rischio e un pericolo che non vanno sottovalutati e a seguito delle segnalazioni arrivate in comune a Valdagno di persone che fanno il bagno nell'Agno, il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza di divieto di balneazione per prevenire qualsivoglia situazione di pericolo. Un divieto valido fino al 30 settembre lungo l'intero tratto che attraversa il territorio comunale di Valdagno, nato per salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, che prevede anche delle multe per i trasgressori. Sia attraverso che direttamente dalle forze dell'ordine abbiamo avuto segnalazioni di gruppi di ragazzi che esercitano balneazione nel torrente Agno. Questa attività è considerata pericolosa, quindi come già successo in passato, le forze dell'ordine ci hanno chiesto di adottare dei provvedimenti che consentano l'abolizione di avvisi e l'effettuazione di controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi l'ordinanza è già stata emessa, è già stata in vigore e quindi raccomandiamo ai cittadini e soprattutto ai ragazzi di evitare di fare questa attività perché è molto pericolosa. E lo stesso problema si pone anche nelle acque delle Piave dopo la tragedia, l'ultima, quella di domenica scorsa con la morte di una bambina di 9 anni annegata nel fiume. Il prefetto di Treviso convoca i sindaci per studiare le iniziative da mettere in atto per garantire la sicurezza. Abbiamo concordato di fare questo incontro e per verificare quelle che possono essere le iniziative da mettere in atto e le competenze
sono ben delineate dalle direttive europee e dalla normativa italiana. La Regione Veneto anche per il 2025 ha confermato che sono balneabili ovviamente il mare Adriatico e i laghi. Nessun altro corso d'acqua è balneabile nella regione, quindi tantomeno il Piave. Detto questo, poi l'applicazione della direttiva con l'apposita cartellonistica, se mai fosse balneabile, i cartelli che ne indicano la balneabilità, in quali aree eccetera, oppure nel caso come nostro che non c'è il divieto di balneazione, sono di competenza delle amministrazioni comunali. A questo punto occorre immaginare delle iniziative che a mio avviso debbono passare innanzitutto per la verifica di questi cartelli che vengono usati, perché debbono essere anche in lingua non italiana ma in altre lingue che possono agevolare la conoscenza del pericolo da parte anche di chi non è italiano. Non debbono essere soltanto un generico divieto di balneazione a mio avviso, ma devono anche riportare esplicitamente il fatto che l'acqua è pericolosa e poi occorreranno delle iniziative di diffusione, di informazione e formazione perché si riesca a far comprendere la pericolosità delle acque del Piave. Voltiamo pagina e parliamo dell'omicidio di Anica Panfile. Secondo la Procura non c'è alcuna pista alternativa a Franco Battaglia. Ora si attenderanno le motivazioni della sentenza di assoluzione per valutare un eventuale ricorso in appello. Franco Battaglia per gli inquirenti rimane il responsabile della morte di Anica Panfile, la 31enne rumena trovata senza vita in un isolotto sul Piave Aspresiano il 21 maggio 2023. Nessun'altra pista per questo delitto. Ora la Procura tenderà i 90 giorni per leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione e per valutare quindi un eventuale ricorso in appello o la riapertura delle indagini. Intanto Franco Battaglia, scarcerato, è tornato subito al suo lavoro in pescheria a Spresiano. Il suo avvocato Fabio Crea ci ha spiegato gli elementi che hanno contribuito a questo risultato partendo proprio dai due alibi tecnici. La Wind dice che ci sono due momenti diversi a partire dalle 16:52 per 50 minuti. Il primo è che vi è una operatività sul telefono perché il codice che dà la Wind è un internet.wind. La seconda parte, dopo i primi 20 minuti, invece è un traffico gestorio, quindi passivo, che viene identificato con un codice IMS, quindi quello che è il dato oggettivo è il dato fornito dal gestore Wind. Il legale ha poi sottolineato altri due aspetti: quello che Battaglia, 79enne, da solo o in compagnia del fratello ultra 85enne, non potesse di certo aver sollevato il corpo della vittima, alta 1,75, 80 kg di peso, avvolta in un tappeto. E poi manca un movente del delitto. Un processo complesso affrontato, ci dice il legale, grazie a tutta la struttura dello studio e a tutti gli avvocati che lo hanno coadiuvato. Non solo. Vorrei anche dare un'indicazione, una gratificazione anche ai consulenti tecnici molto importanti, il professor Montisci, l'ingegner professor Vitiello, il nostro investigatore privato Massimo Carraro, che sono stati veramente decisivi nel individuare tutti quegli elementi che poi sono stati fondamentali per l'esito processuale. Luigino De Biasi, compagno di Anica, rivolge il suo pensiero ai figli della donna, ci dice il suo avvocato Fabio Amadio. La prima cosa che mi ha detto è stato: ma adesso chi risarcirà i bambini? E io purtroppo gli ho dovuto dire: allo stato attuale, Luigino, nessuno risarcirà i bambini della perdita della mamma. L'appello di Luigino De Biasi. Visto che il colpevole non c'è, ma c'è una mamma morta, credo e mi piacerebbe che la Procura proseguisse con delle indagini, anche ampliando lo spettro delle indagini. E andrà a processo a ottobre il 39enne pakistano accusato di tentata rapina pluriaggravata e lesioni gravissime a Padova. Nel settembre del 2023 era entrato nella casa di un commercialista ferendo sia lui che la figlia. Mio fratello era con quel braccio che perdeva sangue, abbiamo stretto il braccio, fasciato,
e ha chiamato i carabinieri. È la drammatica testimonianza del fratello ai nostri microfoni poche ore dopo il tentativo di rapina in un'abitazione di Mortise a Padova. Era il 20 settembre 2023 quando nel cuore della notte un uomo era entrato in casa ferendo la figlia del proprietario che dormiva sul divano e colpendo al braccio con un coltello il padre che si era lanciato in sua difesa. Grazie alle indagini dei carabinieri che dalla camicia ritrovata in casa e da una tazzina di caffè erano riusciti a rintracciare il DNA dell'uomo, si è arrivati all'arresto di un 39enne pakistano individuato a Rovigo. L'uomo adesso è in carcere, senza fissa dimora. Lo straniero, che vive di espedienti, sarà processato con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata, lesioni personali gravissime e lesioni personali aggravate. L'udienza è fissata per il 15 ottobre. Droga in auto ed in casa a Camisano Vicentino. 2 immigrati fuggono ad un controllo, ma vengono arrestati dai carabinieri. Camisano Vicentino, scatta il controllo di un locale, ma alla vista dei carabinieri 2 marocchini trentenni buttano le chiavi della macchina per terra e si danno alla fuga a piedi, facendo perdere le loro tracce. L'ispezione della vettura permette ai militari di trovare 8 involucri contenenti cocaina. Gli investigatori riescono comunque a rintracciare i 2 immigrati dopo alcune ore. A quel punto uno dei fermati tenta di colpire con un pugno un militare che evita l'aggressione. Grazie a una perquisizione domiciliare i carabinieri trovano quasi 2 kg di cocaina, più di 3 etti di hashish e oltre 33.000 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato mentre i 2 marocchini sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di Vicenza. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati in diretta. Focus TG continua l'odissea sulla strada statale 47 Valsugana. Questa mattina a Pove del Grappa si è rovesciato un rimorchio carico di carcasse di animali e ha mandato il traffico in tilt. Sul posto Mirko Cavallin e Andrea Benetti. Buongiorno da Pove del Grappa, statale 47 ancora al centro delle cronache dopo il problema della fuga di gas che si è verificato nell'ultima settimana a Cusinati di Rosà. Questa mattina intorno alle 8:30 un incidente qui all'altezza di Pove, località Trenti. Un mezzo pesante che trasportava carcasse di animali per motivi ancora da chiarire ha perso il cassone che si è sganciato rovesciando tutto il suo carico, quintali e quintali di carcasse qui sulla carreggiata. L'odore in questo punto è davvero terribile nonostante le carcasse siano già state portate via. Ovviamente in tilt tutta la viabilità nord-sud sulla statale 47, praticamente senza via d'uscita per i mezzi pesanti. Solo i mezzi leggeri stanno trovando delle strade alternative a Campese sulla sponda destra del Brenta oppure all'interno dell'abitato di Pove del Grappa. Abbiamo raccolto alcune testimonianze, a cominciare dal sindaco Francesco Dal Monte. In statale siamo abbastanza abituati a questo tipo di incidenti, purtroppo la strada sappiamo che è molto delicata dal punto di vista traffico. Oggi abbiamo avuto un ribaltamento di un container con carcasse di animali e chiaramente al traffico si è sommato anche il problema odori e recupero di tutte le carcasse che c'erano in strada. Più di 2 ore di interruzione, almeno il senso alternato, però purtroppo qui non ci sono alternative per il traffico pesante. No, non ci sono alternative, però sta di fatto che l'Unione Montana Bassanese, che sta coordinando i lavori di gestione del traffico, sta lavorando veramente bene perché ha coordinato anche i carabinieri di Romano, di Solagna e di Enego, e quindi oltre che altre polizie locali, quindi stanno lavorando molto bene dal punto di vista traffico. Ovviamente i disagi inevitabili nella giornata forse più calda dell'anno, almeno così si annuncia. I disagi sì, ci sono, non si può nascondersi e vi dico, speriamo, hanno fatto velocissimo perché in 2 ore hanno risolto un problema che secondo me ci voleva almeno 4-5 ore di tempo per gestirlo. Siamo stati fortunati appunto che coordinazione di ditte di pulizia e forze dell'ordine hanno lavorato velocissime per ripristinare il traffico.
Non solo i problemi contingenti dovuti a questo incidente, ma a Pove del Grappa l'odore di animali, di carcasse è permanente perché c'è un'azienda che lavora a pellame e utilizza appunto scarti di animali che entrano ed escono dall'azienda. Il signor Giancarlo Bizzotto rappresenta una parte dei cittadini che da circa 1 anno e mezzo si sono costituiti in comitato. A questi odori voi siete purtroppo abituati? Sì, diciamo arrivano diversi da questo a varie intensità, dipende sempre dal vento e arrivano questi odori soprattutto agli abitanti che sono confinanti con l'azienda. Sono famiglie storiche di Pove che vivono là e in questo momento, in questi anni, vivono un disagio enorme. Io li sto aiutando per vedere di migliorare la loro condizione. L'odore ha una particolarità, arriva di notte, in piena notte, al mattino prestissimo, al sabato e alla domenica. Per dire anche a Ferragosto, il giorno di Pasqua, si sentiva odore. E vogliamo capire perché l'odore esce quando l'azienda non lavora, è chiusa. E su questo non abbiamo avuto finora risposte. Speriamo. A Venezia, in Campo Sant'Agnese, gli ambientalisti ieri mattina sono riusciti in un blitz a fermare il previsto abbattimento di 2 platani, ma non sono mancati momenti di forte tensione con le forze dell'ordine. Fermato per l'intanto l'abbattimento dei 2 platani in Campo Sant'Agnese nel sestiere di Dorsoduro a Venezia. Tra polemiche e momenti di altissima tensione e l'intera area transennata di fatto chiusa dalle forze dell'ordine. 9 tra poliziotti, carabinieri e agenti del locale che hanno identificato, documenti alla mano, la maggior parte dei 25 ambientalisti presenti, tra attivisti, consiglieri di municipalità, semplici cittadini, studenti e chiunque era deciso a non abbandonare il campo già dalle 7 del mattino, orario della prevista capitozzatura. Alle 12:30 la situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo, comincia ad assumere un piglio che sembra andare nella direzione opposta. Vediamo che agenti delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri adesso stanno veramente intimando agli attivisti di lasciare l'area, diversamente verranno portati via con la forza. Ci hanno preso i documenti, è per un buon motivo. Hanno chiesto i documenti? Sì, glieli abbiamo dati. Per un buon motivo. Sono una mamma, passo di qua spessissimo, più volte al giorno, i bambini che vanno a scuola qua. Questo è un posto per noi importantissimo, gli alberi che sono qua fanno parte di noi, sono come noi. Ci vogliono intimidire chiedendoci i documenti. La protesta degli ambientalisti perché la soppressione, a loro dire, sarebbe ingiustificata. Contrariamente al parere dell'amministrazione comunale che prima del presidio pacifico aveva giudicato gli alberi in questione malati in modo irreversibile. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo, sono 15 giorni per effettuare una controperizia. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale, non possono essere curati e poi parlano di sicurezza e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra. Alle 13:30 operai e forze dell'ordine desistano e abbandonano il campo che nel pomeriggio diverrà teatro di incontro della prevista commissione di municipalità proprio sul verde pubblico che in contemporanea si tiene anche a San Lorenzo. Ad avere la meglio i manifestanti con i 2 platani ancora salvi, almeno per il momento. Quindi io vorrei, e tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le nidificazioni. E allora da Venezia adesso ci trasferiamo a Vicenza per parlare di sicurezza e zona rossa, che sono i temi al centro dell'incontro con i sottosegretari Ostellari e Molteni. Zona rossa istituita a Vicenza dal 1° luglio, che riguarda la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, oggetto di spaccio e degrado come Campomarzo, il cosiddetto quadrilatero. Ma ci racconta tutto Daniele Garbino, al quale cediamo subito la linea. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Proprio è conclusa in questo istante proprio la conferenza stampa con il sottosegretario Andrea Stellari alla giustizia, ai Molteni, alla sicurezza. Sono qui a Vicenza proprio per dare anche un segnale importante in questo momento alle mie spalle. Magari sentiamo anche esattamente sul tema della sicurezza e l'istituzione delle zone rosse. Tra un po' faremo l'intervista, noi ci facciamo sentire le risposte che vi danno in diretta. Commissariato di Bassano del Grappa, io sono assolutamente convinto che nella tornazione di dicembre ci sarà attenzione, come c'è stata anche in passato e come ci deve essere anche per la questura e per le specialità della polizia, perché la qualità della sicurezza si misura anche nella capacità delle forze di polizia di essere presenti sul territorio. Siamo in diretta con la Rete Veneta, in questo momento importante questo segnale di Vicenza, no? È importante anche perché la città ha bisogno di avere anche segnali forti, la zona rossa, ma non solo, anche sicurezza, parlava prima dei commercianti. Sì, Venezia è una città importante, è una città importante da un punto di vista economico, da un punto di vista di attrazione di capitali e di investimenti, e quindi per avere una città attrattiva serve avere una città particolarmente sicura. Quindi la zona rossa, l'ha detto prima Andrea Ostellari, oggi ci siamo confrontati con le autorità locali, la zona rossa è una soluzione importante, è un tassello fondamentale nella costruzione di un percorso di sicurezza. Concentrarsi sulla zona rossa non vuol dire concentrare meno attenzione sulle altre zone. Le zone rosse sono state applicate a livello nazionale, dove le abbiamo applicate funzionano e c'è grandissimo apprezzamento da parte dei cittadini. Oltre 700.000 persone controllate in Italia sulle zone rosse, oltre 5.000 provvedimenti di allontanamento, il 75% a carico di stranieri. Il 50% dei reati commessi a Vicenza è commesso da stranieri. Quindi il tema dell'immigrazione irregolare incide fortemente ovviamente sul sentimento di sicurezza di questa realtà. La zona rossa, i militari dell'operazione Strade Sicure, voglio ricordarlo, c'erano, qualcuno li ha tolti, questo governo li ha voluti rimettere, poi il rafforzamento degli organici sono le 3 misure che mettiamo in campo insieme al decreto sicurezza di cui andiamo fieri e orgogliosi come strumento per alzare la qualità della sicurezza di questa terra. Ecco, noi continueremo a seguire la conferenza stampa in questo momento, anche quello che verrà, poi chiederemo, noi avremo l'edizione questa sera alle 19:20 è solito, per cui rimando poi al servizio di questa sera. Noi abbiamo raccolto anche l'opinione dei vicentini riguardo dell'efficacia delle zone rosse, che era un provvedimento atteso. Vi lascio con l'opinione dei vicentini, a voi studio. Certamente favorevole a mettere questi provvedimenti, perché però poi la risposta è ma se li togliamo da qua poi vanno da un'altra parte. Da una qualche parte bisogna cominciare, no? Sì, su questo sono d'accordo. Cosa pensi? Io penso che le zone rosse siano una soluzione, ci vuole. Se questa può essere utile, ben venga. Bisogna vedere come viene anche effettuata, se non si maltratta troppo la gente che vive nelle zone rosse, perché a volte vivono nelle zone rosse perché non sanno dove andare. Che ci sia un certo tatto nel prendere questa iniziativa penso che sia doveroso. È giusto che queste persone entrino, ma in una forma diversa, secondo me. Devono essere seguite, guidate e non mantenute soprattutto. Ma secondo lei servono? Cioè, le ho appena detto che non sarebbe uguale adesso, solo con un'ulteriore regola in più, con qualcuno che viene preso di più e il giorno dopo un'altra volta libero, perché cioè non è che l'istituzione della zona rossa appesantisca le pene, cambia niente. Delle zone rosse, io personalmente prima di ghettizzare una parte di città ci penserei 2 volte, perché o c'è osmosi, possibilità di capirsi, di vedere, che poi qualcuno aiuti un altro se vede un furto, cioè, niente da dire, però l'idea di ghettizzare mi è estranea. È uno strumento utile o no? Sì, sicuramente farà qualcosa, però bisogna vedere poi, perché se loro sanno che la zona rossa magari è di qua, la evitano, vanno in altre zone. Se io ci passo là è un macello per me, perché loro mi guardano come io rapino, spassatore, capito? Questa cosa non conviene, non va bene, capito? A Vicenza non penso stanno, non penso se stanno, perché questa città è bella città, diciamo a me mi piacciono come sono. Sì, c'è persone così, con la, diciamo è là tutti parte così, non solo a Vicenza, capito? La zona
rossa probabilmente non c'è, no. La zona rossa è cos'è? Una zona dove non poter accedere, dove... Chi è mancato di reati, non i cittadini? Qualsiasi risposta la si provi, la si vede, ma si deve in qualche modo dare risposte, altrimenti la situazione veramente continua a degradare e la gente è esasperata. Insomma. In estrema sintesi sì o no? Sì. Intanto il bilancio della zona rossa Treviso è stato valutato come più che positivo dal sindaco Conte dopo un vertice in prefettura sul futuro dell'ordinanza che scade sabato. Il provvedimento durante l'estate non sarà riproposto e si tornerà però a discuterne a settembre. I risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Scadono sabato i 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso a ridosso del quadrante di Via Roma e della stazione, e il bilancio fatto nel corso di un vertice in prefettura è più che positivo. Sono stati identificate e controllate 4.010 persone. Di queste 4.010, 14 allontanate in relazione ai precedenti penali di cui erano a carico e soprattutto per atteggiamenti che avevano tenuto in quel momento. Da diversi giorni non ci sono allontanamenti, si parla di zona tranquilla. Quindi il provvedimento che avevo adottato ha raggiunto il suo effetto. Lo replicheremo nel caso ci fossero avvisaglie di segno opposto. Dunque al momento, durante il periodo estivo, il provvedimento non sarà rinnovato, mentre restano monitoraggi e controlli, soprattutto legati al disagio giovanile. Non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile. Ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa, quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Durante l'incontro in prefettura è stato fatto un focus sulla situazione delle periferie nei comuni più grandi della Marca per mettere in luce eventuali situazioni di degrado in alcuni quartieri. Forse la città capoluogo è la città dove magari si possono individuare alcune zone, mentre nelle altre città periferiche, insomma da Vittorio Veneto o a Conegliano, non ci sono riscontri di concentrazione di unità abitative dove c'è un insieme di queste situazioni. Sottolineeremo che rispetto a 20 anni fa nelle periferie la tipologia e le caratteristiche della comunità sono cambiate, con una sovrapposizione culturale importante che porta in molti casi benefici, in alcuni anche alcune criticità che devono essere monitorate. Nella laguna di Venezia passaggio significativo verso il collaudo e quindi la fine dei lavori delle barriere mobili del Mose. Finalmente approvato un importante lavoro di manutenzione. Si avvicina con un passaggio formale importante la fine dei lavori, di conseguenza il collaudo delle barriere mobili del Mose che tengono Venezia all'asciutto dall'acqua alta. La manutenzione è un tassello importante per considerare l'opera finalmente e formalmente conclusa e a regime. Lo spiega Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, che riunisce le imprese costruttrici, imprese soddisfatte da questa notizia a lungo attesa. È stato approvato dal CTA del Provveditorato il cosiddetto progetto di revamping. Il progetto di revamping che prevede la sostituzione di 6 paratoie, 2 per ogni schiera, nello specifico per la schiera di Chioggia, per quella di Malamocco e 2 per la schiera di San Nicolò, che verranno sostituite da 6 paratoie di cortesia che verranno ripristinate e rimesse in condizione di essere appunto utilizzate in questa operazione, e le 6 paratoie che verranno tolte da sott'acqua verranno attraverso una gara
sottoposte a ciclo manutentivo. Si consegue un punto importante verso quella che è la parte, come dire, manutentiva dell'opera. Il revamping rappresenta la parte di manutenzione propedeutica al collaudo del Mose stesso e di conseguenza è una tappa importante su quello che è il traguardo del fine lavori e dell'inizio del regime manutentivo e di gestione del Mose stesso. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG, ora parliamo della morte di Giuliano De Seta, il giovane che perse la vita a Noventa di Piave durante lo stage scuola-lavoro. Il processo si è chiuso con 2 patteggiamenti e con l'archiviazione di 2 posizioni. Una tragedia che si era consumata durante le ore di alternanza scuola-lavoro alla BC Service di Noventa di Piave. La vittima giovanissima, Giuliano De Seta, 18 anni di Ceggia, al suo primo giorno. Il ragazzo rimase schiacciato da una pesante lastra di metallo. Il processo al Tribunale di Venezia si è chiuso con 2 patteggiamenti, 2 anni al titolare dell'azienda 39enne di Salgareda ed 1 anno e 4 mesi al 59enne responsabile della sicurezza. Per entrambi pena sospesa. Archiviate invece le posizioni della preside dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, l'istituto che frequentava Giuliano, e del tutor scolastico. Era stata archiviata anche la posizione dell'operaio che affiancava il giovane che lo guidava al momento dell'incidente, ma la famiglia della vittima si è opposta e in ottobre si terrà una nuova udienza davanti al GIP. I genitori del fratello vogliono sapere la verità sulla morte di Giuliano. Chiederemo un supplemento di indagine, spiega l'avvocato Luca Sprezzola. Finora si è capito che ciò che ha portato alla morte di Giuliano è stato un agganciamento del gancio del carro ponte al mezzo che si è ribaltato addosso a Giuliano. Ancora da indagare è come ha fatto questo gancio accidentalmente ad agganciarsi al mezzo e a cadere addosso a Giuliano. A metà settembre aveva iniziato lo stage scuola-lavoro all'interno della BC Service specializzata nella piegatura dei metalli. Era il 16 settembre 2022. La disperazione della famiglia da quel giorno. Da quando è successo l'evento chiaramente i signori sono sempre provati, non potranno mai dimenticare un evento così drammatico. Fortunatamente cercano di investire le loro energie in eventi atti a ricordare la memoria di Giuliano. Dopo la morte di Giuliano e di altri giovani qualcosa è cambiato. Cambiata la normativa sia a livello di INAIL, perché adesso c'è una tutela anche nei confronti degli studenti in alternanza scuola-lavoro, sia e soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro. Sono state emesse delle norme che prevedono insegnamenti preventivi agli studenti nelle ore di scuola proprio per cercare di approcciarli in modo migliore ai luoghi di lavoro. Visita dell'europarlamentare Anna Cisint a Mestre, ha toccato anche via Piave di fronte alla moschea dopo le polemiche di questi giorni per i sermoni dell'imam. La Lega del Comune di Venezia con i suoi consiglieri, assessori e cittadini di Via Piave ha partecipato nel pomeriggio ad un sit-in davanti alla moschea di Mestre, recentemente dichiarata illegale dalla sentenza del Consiglio di Stato. Presente anche l'europarlamentare Anna Cisint, ha chiesto l'espulsione dell'imam ritenendo inaccettabili gli insulti pronunciati nei confronti delle donne. Siamo qui per dire che questa moschea, che ha già avuto l'out da parte del Consiglio di Stato, è ancora utilizzata perché dentro ci sono i tappetini e sono entrati a pregare, e questo è il rispetto della legge italiana che ha l'Islam radicalizzato. Qui dentro sapete chi ci prega? Ci prega quell'imam che ha detto delle donne, di me, della Meloni, ma delle donne in generale, delle cose gravissime, perché la radicalizzazione e la Sharia è già in Italia e la stanno implementando ogni giorno di più all'interno dei loro centri islamici, e predicano questo tipo di impostazione nelle scuole e sui social. Questa persona, come altre, devono tornare a casa loro e questa moschea va chiusa. Noi dobbiamo dare dei messaggi chiari, perché l'Italia è un paese che ha
delle leggi, un ordinamento giuridico, e questo ordinamento va rispettato. Sharia e sovversione del sistema democratico, noi siamo qua per combatterlo. A Vicenza invece a San Pio X è tramontata l'ipotesi di un'associazione culturale islamica. Il locale è stato preso in affitto dai commercianti della zona. Niente moschea a San Pio X è la conclusione di una storia iniziata 5 mesi fa e che fece discutere il quartiere. La voce si diffuse rapidamente, se ne parlava nei negozi e per strada. Nella galleria commerciale sembrava che potesse arrivare un'associazione culturale islamica. A suscitare perplessità era il giro di fedeli che un'eventuale nuova moschea avrebbe potuto richiamare nel quartiere. Ha diritto di vivere anche a ori, però ecco, l'importante è che ne crea problemi. Gente a spasso qua in quartiere ce ne sono parecchie, quindi accettiamo anche questi purché si mantengano nella civiltà. In questo quartiere abbiamo già un degrado naturalmente, quindi che dopo non ci porta altri problemi. Un quartiere già difficile quello di San Pio X, ci sono problemi di degrado, di spaccio di droga, di furti, di violenza e di atti vandalici. Proprio pochi giorni fa chi lavora nella zona aveva dedicato il proprio tempo a ripulire una parete che nel giro di poche ore è di nuovo imbrattata. Purtroppo venire qua oggi, questa mattina, e vedere queste scritte qui, dopo aver rinsanato tutto, mi piange il cuore. Questi negozianti curano il quartiere e siccome alcune attività commerciali della zona hanno bisogno di spazio, hanno deciso di mettersi insieme e di prendere in affitto l'unico locale rimasto vuoto. Abbiamo preso in locazione questo stabile perché ci servivano degli spazi in comune. Sì, abbiamo deciso noi proprietari del commercio qui invece di gestirlo come archivio. A noi servivano questi locali proprio per utilizzarli come magazzino, come deposito. Insomma, il locale nella galleria commerciale di Via Giuriato oggi non è più uno spazio libero e quindi tramonta l'ipotesi che possa diventare la sede di un'associazione islamica. D'altronde non ci sarebbe neanche stata la capacità nel quartiere di accogliere centinaia o migliaia di persone. E anche noi che dobbiamo lavorare, abbiamo i nostri clienti che vengono da noi, devono avere anche la possibilità di parcheggio. Il quartiere già è strapieno e soprattutto non è attrezzato per accogliere tutto quello che poteva essere l'affluenza a questo nuovo luogo di culto. Come per San Felice, che è una questione di cui mi sono occupata personalmente insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia qualche mese fa, qui insomma è nato un po' lo stesso problema, nel senso il problema degli spazi, il problema di aprire dei centri culturali che hanno comunque tutto il diritto di esistere, però in luoghi diciamo non consoni proprio a livello anche urbanistico. Quindi continueremo a seguire queste dinamiche e queste magari nuove aperture, magari cercando anche di instaurare un dialogo e di far capire a queste comunità che ci sono altri luoghi dove potrebbero nascere dei centri culturali piuttosto che vicino a centri residenziali o commerciali. Sabato partono i saldi estivi, le svendite proseguiranno per 2 mesi fino al 2 settembre. La spesa media pro capite è stimata da Federmoda sulla base di un sondaggio veneto che intervista 600 consumatori sarà di 228 euro per l'abbigliamento e 168 per borse e accessori, in linea con le previsioni dell'anno scorso. Si stima che il 69% sceglierà i negozi di prossimità, mentre il 31% si affiderà agli acquisti online. E a Venezia è stato inaugurato la serie di concerti che quest'estate verranno promossi in Piazza San Marco. Si apre l'estate dei grandi concerti e musical in Piazza San Marco a Venezia. Fino a domenica 13 luglio si esibiranno in una delle cornici più belle e suggestive del mondo artisti di fama internazionale. Primo appuntamento sarà quello con Jacques-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica che fonde arte, tecnologia e cultura. Il concerto fa parte del programma di Veneto Jazz. Tutte e 5 le serate inizieranno alle ore 21. Vera è la società a braccio operativo del Comune di Venezia che ha curato la parte logistica e organizzativa di questi eventi. Piazza San Marco sarà con una capienza ridotta e riservata a soli 5.000 posti per evitare così le grandi invasioni, cui si aggiungono circa altri 1.000 posti dei caffè storici della Piazza San Marco.
Le prevendite hanno fatto riscontrare un grande interesse del pubblico, ma c'è ancora la possibilità di trovare qualche biglietto per tutte e 5 le serate, sia online che anche direttamente all'ingresso prima dell'evento. Da giorni in Piazza San Marco si susseguono i preparativi pronti al via. Parte la stagione dei concerti in Piazza San Marco, una stagione di musica internazionale. Oggi giovedì 4 luglio con il concerto di Jean-Michel Jarre, sabato con il grande spettacolo Casanova Opera Pop prodotto da Red Canzian, lunedì con la grande musica dell'icona della rock internazionale Patti Smith, per poi arrivare al grande concerto della Fenice con la Cavalleria Rusticana sabato 12 luglio e un gran finale domenica 13 luglio con Ludovico Einaudi. Venezia sarà così ancora una volta sotto gli occhi di tutto il mondo, sperando per il pubblico di scongiurare la pioggia, la quarta di 2 anni fa con Laura Pausini, ma anche il troppo caldo. 5 serate magiche per tutti i veneziani, ma anche turisti italiani e anche dall'estero. Nel calendario anche lo spettacolo Casanova Opera Pop del trevigiano Red Canzian. 5 concerti, 5 appuntamenti che riempiranno il più grande e più bel salotto della città di Venezia, Piazza San Marco, in un modello consolidato tra sostenibilità e offerta di qualità. E allora che lo spettacolo abbia davvero inizio. Ed ora il calcio, manca l'ufficialità, ma il Calcio Padova e il Papu Gomez sarebbero vicini ad un accordo per portare il 37enne campione del mondo all'ombra del santo. Chissà se sarà un ultimo ballo quello del Papu Gomez a Padova. Sì, perché le strade del campione del mondo argentino e dei biancoscudati stanno per incrociarsi. Alejandro Dario Gomez, per tutti Papu, avrebbe rotto le riserve e sarebbe pronto a firmare con il Calcio Padova. Il campione argentino, fermo dal settembre 2023 per una squalifica per doping, potrebbe tornare in campo non prima di ottobre. Per lui allenamenti con la squadra, ma nessun amichevole o partito ufficiale fino al prossimo autunno. Oltre a lui anche un altro campione della Serie A, Daniele Baselli, svincolato dal Como, potrebbe vestire la maglia biancoscudata. Ufficiale invece l'arrivo in prestito dal Torino di Jonathan Silva, centrocampista brasiliano classe 2004. Riconferme per l'attaccante Mattia Bortolussi e per i centrocampisti Kevin Varas e Giulio Favale, reduci dalla promozione della scorsa stagione. Si scaldano quindi i motori in vista del ritiro di Pieve di Cadore, fissato dal 12 al 26 luglio, dove mister Andreoletti metterà le basi per la prossima stagione. E in chiusura di telegiornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera come sempre l'appuntamento con il talk show Focus all'incirca alle 21:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.